Ben ritornati con noi cari telespettatori, buona serata e grazie anche ai nostri ospiti di supportarci questa sera. Ci dedichiamo a parlare dei comuni, quindi delle realtà che ci stanno estremamente vicino. Abbiamo ricevuto veramente tante mail da voi cittadini perché tempo addietro abbiamo affrontato in un capitolo di giorno, la trasmissione delle 13, con in modo particolare Elisa Venturini che ci accompagna anche questa sera, alcune tematiche, alcune urgenze che emergono dalla proposta della legge di stabilità, poi andremo a vedere come andrà a chiudersi. E molti si sono allarmati perché poi i cittadini, ma anche per quel che riguarda le regioni, perché le province ormai hanno una fine diversa, i cittadini si sentono colpiti in primis, cioè dicono gli amministratori andranno ad aumentare la tassazione ovviamente a noi per trovare le risorse e lì non c'è scampo. Tutti molto sfiduciati, tutti che vedono nero e sempre più buco nelle proprie tasche e non vedono come far fronte. E quindi a fronte anche di questo allarme, di queste forti preoccupazioni, per fare un po' di chiarezza, per capire che cosa è emerso anche dall'Assemblea Nazionale che si è tenuta all'inizio di novembre a Milano con la presenza anche del Premier Renzi e capire che tipo di tranquillizzazioni ha dato, se le ha date oppure no, capire anche le amministrazioni locali che prospettive vedono e le regioni anche che cosa possono fare, in primis naturalmente la regione del Veneto, visto che ci troviamo in questo territorio, ma so che da molte altre regioni ci seguite, abbiamo interpellato i nostri esperti e quindi ben arrivati qui con noi in studio Elisa Venturini, vicepresidente dell'ANCI del Veneto, sindaca di Casalserugo. Buonasera, grazie per di essere l'invito, qui con grazie noi. a voi. E Angelo Tosoni, sindaco di Valeggio al secondo mandato della Lega Nord, vicepresidente vicario ANCI Veneto, grazie Buonasera. anche a lei. Francesco Lunghi, sindaco di Monselice, vicepresidente ANCI Veneto, grazie. Quindi abbiamo tutta la dirigenza ANCI Veneto. Dall'altra parte abbiamo una rappresentanza nazionale, consigliere nazionale Anna Maria Bigon, sindaco del comune di Povegliano Veronese in provincia di Verona, grazie anche a lei, ha fatto un po' di strada, ci ha raggiunto. E poi abbiamo Pietrangelo Pettenò, consigliere regionale, prima commissione, quindi bilancio enti locali della regione del Veneto, e Piero Ruzzante, onorevole consigliere regionale anche lei, sempre in prima commissione, che però ha avuto un'esperienza molteplice, quindi potrà supportarci bene con una vision abbastanza estesa. Due cose sono abbastanza importanti che ho visto qua dei dati che sono un po' così anche allarmanti, perché i comuni, proprio per coronare quanto dicevamo, rappresentano il 2,5% del debito totale delle pubbliche amministrazioni, con miglioramento dei saldi nel 2012 di meno 2,7% su base annua, quindi sono bravini tutto sommato i nostri comuni. Le politiche di contenimento hanno portato a una contrazione degli investimenti ai comuni, quindi contenete, risparmiate, siete bravi, e quindi l'hanno fatto per il 23% negli ultimi 5 anni. Questo si tratta degli 8.100 comuni coinvolti. Più bravi un po' al nord rispetto al sud, vabbè ci sono delle differenze, però il problema è questo, non sono la causa del buco sostanzialmente i comuni, sono altre le pubbliche amministrazioni su cui va puntato il dito, però tant'è, è più facile farlo sui più piccoli, poi sentiremo anche le regioni che cosa ne pensano. Allora vediamo il nostro piccolo contributo, una battuta di Renzi proprio in occasione dell'assemblea annuale. Tu sindaco fai quello che credi, metti la tassa dove la vuoi mettere, ne rispondi se la alzi troppo, perché è chiaro che se il sindaco Bianco a Catania la porta all'1% e il sindaco Perrone a Lecce la porta allo 0,1%, sarà il sindaco, abbiamo capito, Lorenzo, sarà un'apertura a Forza Italia, già c'è il patto del Nazareno che è scritto, almeno un'apertura fammela fare, altro che scritto. Il problema è che se lui c'è l'1% e l'altro lo 0,1% sarà una sua responsabilità e un suo problema giustificare ai cittadini. E allora, cominciamo con lei, vicepresidente Lunghi, che vedevo che tra l'altro come Forza Italia anche coinvolti in primis, poi passa agli altri. È una vostra responsabilità, voi ne rispondete ai cittadini, fatti vostri, dovete tagliare, e la legge di stabilità come è uscita, è stata ben chiara a proposito. Allora, lei c'era tra l'altro, ma se non sbaglio. Sì, io c'ero. Innanzitutto è un falso che il governo attuale sta abbassando la pressione fiscale e neanche con la legge di stabilità ci sarà un abbassamento della pressione fiscale. Però così hanno detto, cioè, i cittadini sono... Però se la pressione fiscale si trasferisce dallo Stato centrale ai comuni e dicono ai comuni che voi dovete aumentare la pressione fiscale dei comuni, cioè dovete tassare voi i vostri cittadini per mantenere gli stessi servizi dell'anno prima, alla fine la sommatoria sarà un aumento della pressione fiscale. Poi Renzi ha detto una cosa
che a me sinceramente non è piaciuta. Lui ha detto che l'IMU, prima casa, prima seconda casa, Tasi e addizionale IRPEF, sta pensando di rivoluzionarle e vuol fare una tassa locale unica. E ha detto che lui pensa di portare a livello che tutto l'addizionale IRPEF comunale vada allo Stato centrale. Questo l'ha detto in assemblea. È un'entrata che i comuni hanno attualmente fissa sui redditi e ad esempio a Monselice noi abbiamo messo fino a 15.000 euro zero di addizionale IRPEF, sopra i 15.000 euro abbiamo messo 0,8. Lui dice no, l'addizionale IRPEF me la porto tutto a livello centrale, quindi già questo significherà, a mio avviso, che a Monselice farà pagare qualcosina anche ai redditi sotto i 15.000 euro. A mio avviso. Però a parte questo, che è un dato che il Comune poi storicamente riesce a ricavare come entrata sicura, perché è lo Stato che lo deciderà. Cioè no, lo Stato se lo tiene e dice, e quindi ha un'entrata in meno il Comune. Per Monselice parliamo di 1.3 milioni, 1,4 milioni circa, però dice, però vi lascio l'IMU seconda casa, cioè quelli dei capannoni, quelle delle seconde case, potete mettere la tassa che volete e ve la tenete voi. Ma calma. Io vado a mettere un IMU seconda casa ai capannoni che sono in crisi. Allora, un comune che è tutto sulle seconde case, perché magari è un comune turistico, metterà una tassa su questi cittadini per recuperarsi i soldi che gli mancheranno dall'addizionale IRPEF. E in più noi, prendo Monselice, ma tutti i comuni che hanno una zona industriale, si troveranno costretti ad aumentare la pressione fiscale proprio su quelli che adesso sono tra i maggiori sofferenti o tra le grosse sofferenze della nostra grave crisi economica. Per cui ci troviamo a dover alla fine, di fronte a una scelta a parte impopolare, ma che i cittadini gliela spiegheremo se ci costringeranno, cioè dobbiamo dire ai cittadini o togliamo il servizio o dovete darci sti soldi, perché non c'è la soluzione. Cioè dobbiamo asfaltare una strada, dobbiamo mantenere l'asilo nido. Per mantenere l'asilo nido, ogni bambino che va all'asilo nido, il Comune contribuisce con 300 euro al mese, perché anche se il cittadino ce ne mette 200, il costo globale dell'asilo nido è tale che il Comune aggiunge per ogni bambino 300 euro al mese. Ma se il Comune questi soldi non li ha, alla fine dovremo dire ai cittadini no, mi dispiace, l'asilo nido te lo devi pagare tutto, oppure devo mettere lo 0,9, lo 0,10 sui capannoni e via discorrendo. Quindi sono delle manovre, da ragioniere dico io, ma non sono quelle che possono far cambiare la situazione nazionale, sociale ed economica. Bisogna avere delle altre idee. Questa sicuramente non è un'idea che ci porterà un beneficio ai comuni. Ecco, tra l'altro le ha detto, sì, non le lascio finire, ma precisare seconda casa perché giustamente tantissimi hanno fatto l'osservazione corretta. Non è che la seconda casa è soltanto vacanza, no, perché lo so per molte bene. persone, La seconda noi abbiamo ricevuto mail di persone che dicevano infatti, se non avessi il misero affitto della seconda casa io non arriverei alla fine del mese con la mia misera pensione. Qui quando parliamo di seconda casa parliamo anche da noi di persone che hanno investito i loro risparmi in 2 appartamenti e quello è l'entrata del fitto, è l'unica magari entrata di sostentamento per loro di reddito. Poi adesso non voglio allargarmi, in questo momento si verifica anche che abbiamo una marea di gente che non paga il fitto per la grave crisi, per cui questi qui si trovano anche bastonate da 2 punti di vista, perché dovranno pagare più tasse per l'IMU e in più non hanno e le devono pagare in ogni caso, anche se chi deve pagare il fitto non lo paga. Cioè abbiamo l'assurdità di persone... Esatto, no, ma lei ha detto bene, ma attenzione, perché anche un paio di proprietari che ci hanno scritto, io vi dico le mail perché sono suscitati un po' dall'intervento anche di Elisa Venturini, hanno detto, e soprattutto in alcune città in particolare un po' grandine, aumenteremo gli affitti, poi i cavoli degli inquilini. E poi c'è il rovescio della medaglia che non lo paga. Sì, però attenzione, c'è giustizia un boomerang, italiana, poi la giustizia... che uno poi, come tutte le cose, vanno viste da vari punti di vista. Allora c'è quello che non ha i soldi e non paga perché ha la casa, è giusto che non paghi perché sennò si ritrova senza casa e penalizza il proprietario. La giustizia non è capace di mandarlo via l'inquilino, perché per mandare via un inquilino ci vuole più di un anno, quindi significa che per un anno il proprietario non prende l'affitto. Anche una cosa grave che ha fatto per giunta il CIPE, è che ha fatto una legge per sostenere quelli che non pagano i fitti, per gli sfratti. È anche grosso come contributo perché parlano di 9-10 mila euro
all'anno come contributo, quindi questo potrebbe essere una bocca di ossigeno per gli sfratti, una boccata di ossigeno per gli sfratti, però ha fatto una cosa stranissima, cosa che parlando con l'ANCI dicevamo che dobbiamo contestare, l'ha dato solo per i comuni ad alta densità abitativa, concependo solo i comuni capoluoghi di provincia e quelli intorno ai comuni capoluoghi di provincia. Non capisco se un cittadino che abita a Monselice o a Baone o a Este e che non paga, cioè che ha una casa e c'è il suo affittuario che non paga, quello non può avere accesso a questo fondo, perché non sono diversi questi cittadini. Padova è diverso da Monselice? È un'assurdità, questa è una cosa collaterale, ma questo chiederemo, ne parleremo con l'ANCI per vedere se possiamo modificare. Cioè l'emergenza abitativa non è collegata alle grosse città, è collegata all'emergenza abitativa. Chi non può pagare il fitto perché senza lavoro, cioè è all'emergenza lavorativa, quindi non può essere correlata al numero degli abitanti del paese. Vicepresidente, anche lei, che cosa ne pensa a questo proposito? Perché lei non è stata a Milano, ho interpretato Lunghi, dopo sentiamo che cosa dice anche l'altro vicepresidente, però di riflesso è stata coinvolta in primis. E in merito a questi interventi che sono stati fatti, quindi... alla politica che è stata fatta, a me dà l'idea, adesso come amministratore locale, ormai sono sindaco da 6 anni perché questo è già il secondo mandato, è come se noi dovessimo in continuazione saltare una corda e questa corda aumenta sempre la velocità, quindi noi dobbiamo continuare sempre a saltare e la velocità aumenta e continuiamo a saltare e quindi non è la volontà di continuare a ripetere che siamo seriamente in difficoltà, continuiamo ad essere sempre più in difficoltà come amministratori locali, non vuole essere un piagnisteo, è proprio la difficoltà che noi abbiamo nel riuscire con le risorse che abbiamo a garantire dei servizi. Noi utilizziamo tutta la creatività che abbiamo perché di fronte ai problemi della gente una risposta cerchiamo di darla. Però obiettivamente col tipo di politica nazionale che viene fatta, a livello locale diventa sempre più difficile. L'idea che io ho è che in nome di questa lotta agli sprechi si sta tagliando il bene e anche il male, cioè si sta tagliando tutto. Allora vengono considerate uno spreco le province, eliminiamo tutto, senza considerare che le province comunque svolgono dei servizi a livello territoriale importanti, perché poi voglio vedere la regione che mi va a garantire determinate competenze o l'esercizio di determinate funzioni a livello locale conoscendo la singola realtà. Con questa scusa eliminiamo tutto, i comuni non vanno bene, eliminiamo tutto, ma non è la lotta agli sprechi un dover eliminare tutte le strutture, tutti i servizi che vengono dati ai cittadini, perché alla fine che cosa resta? Lo Stato centrale. Cosa facciamo? Che lo Stato centrale gestisca tutto, con la burocrazia che abbiamo, con uno Stato centrale che è irraggiungibile. Vogliamo arrivare a questo? Allora l'idea che io ho, e che è un'idea secondo me che ha questo governo, è quello di arrivare sempre più ad un accentramento, ad un potere che viene tolto completamente alle periferie, che bene o male garantiscono una rappresentanza dei cittadini, dove c'è un contatto diretto tra amministrazione e cittadino, e c'è questo Stato centrale che sempre più prende potere, e quando lo Stato centrale prende sempre più potere non lo controlli più, perché non riesci neanche più a dialogare, perché il fatto è anche questo, non si riesce più a dialogare. Viene deciso dall'alto e con chi ti confronti? Non c'è più nessuno. Questo che voi dell'ANCI, come massime rappresentanze, lo diciate è estremamente grave. Onorevole, visto che lei rappresenta anche il PD, insomma, in qualche modo Renzi al governo, che cosa da ribadire anche nel rispetto delle competenze della Regione poi? Beh, guardi, credo che dobbiamo essere seri su questo argomento, su questo tema. Il taglio più grande della Regione Veneto l'ha subito dalla manovra economica Tremonti 2009-2010. Quindi nel 2010 abbiamo ricevuto 360 milioni in meno, nel 2011 450 milioni in meno. Quel governo che fece quella manovra economica, se lo ricorderà bene il sindaco di Monselice Lunghi, vedeva come ministro di quel governo il ministro Luca Zaia. Lo dico perché trovo sempre poco serio quando qualcuno si straccia le vesti rispetto al taglio nei confronti dei comuni o delle regioni, non c'entrava della regione. molto. Era il governo, era una manovra economica del governo, ministro Tremonti, governo Berlusconi, è stata la manovra che ha tagliato di più le risorse verso le regioni e sicuramente anche questo riguardò i comuni e il territorio. Quindi questo come premessa, perché non vorrei che quando ci troviamo in una posizione diciamo e sosteniamo delle cose, quando ci troviamo noi al governo del paese facciamo le stesse identiche scelte
che contestiamo poi quando siamo all'opposizione. Lo dico perché mi piace l'onestà intellettuale su questi temi. Però ci dovremmo ripetere sempre, allora, seconda, hanno sbagliato loro, seconda riflessione, sono convintissimo che la battaglia dei comuni va un po' sostenuta. Io sono su questa posizione, mi batterò dentro il PD, dentro il mio partito, perché venga rivista e ripensata le posizioni espresse, la manovra economica. condivide. Una parte delle posizioni che vengono espresse a livello nazionale dall'ANCI, dallo stesso Piero Fassino, che è il presidente dell'ANCI, saranno sostenute poi attraverso emendamenti che almeno la mia parte dentro al PD sosterrà. Quindi io credo che alcune ragioni ci siano, che non significa che i comuni non hanno sprechi o che le regioni non hanno sprechi, cioè credo che su questo dobbiamo essere altrettanto sinceri. Ne cito uno su tutti che riguarda la nostra regione. Ma è mai possibile che in Friuli c'è una ULSS per provincia, in Emilia-Romagna ce n'è una per provincia, in Toscana passeranno da 16 a 3, e in Veneto abbiamo ancora 24 ULSS e aziende. Spendiamo i soldi per pagare i direttori generali, Se invece di 24 fossero 7 avremmo un risparmio solo per i direttori generali, ma è una struttura piramidale per cui in realtà il risparmio è molto ma molto più grande. Solo per i direttori, come commissione Samita, solo per i direttori generali su 200, una proposta di legge, io ho votato gli emendamenti. Ecco, ma le ULSS, ma potremmo ripetere gli esempi, adesso voi siete sindaci, amministratori seri, sapete di cosa parlo. 39 aziende che si occupano del trasporto pubblico locale in Veneto. È una follia. Vuol dire pagare 39 presidenti, 39 consigli di amministrazione. In Lombardia e in Emilia-Romagna esiste il biglietto unico, cioè la gente monta sul pullman, sul tram, sull'autobus, sul treno con lo stesso abbonamento e lo stesso biglietto. In Veneto è una chimera, è un sogno. Perché ci sono 39 aziende, no? Però tutto sommato andiamo meglio di altre regioni. No, andiamo molto peggio sul trasporto pubblico, non ho dubbi. In Lombardia, cito l'esempio della Lombardia, spendono 14 euro pro capite per il trasporto su rotaia, in Veneto 6,8 euro. Non è che la Lombardia non paga i soldi delle tasse a Roma, però spende più del doppio rispetto al Veneto in trasporto su rotaia. Siamo all'ultimo posto come Regione Veneto. Ma lei è mai montata su un treno, scusi? Ecco, forse lei non è pendolare, vada a domandare ai pendolari che arrivano dalla bassa cosa pensano e che giudizio danno del trasporto pubblico di questa regione. Evidentemente abbiamo speso i soldi in altra direzione, evidentemente tenere in vita 39 aziende costa molto ed è molto negativo dal punto di vista della qualità del servizio. Allora, queste sono le sfide che abbiamo di fronte. Io mi auguro che la legge di stabilità modifichi il rapporto sui comuni. Credo ci siano alcune cose da salvaguardare, in particolar modo i servizi sanitari per quel che riguarda le regioni, però c'è una responsabilità della Regione Veneto che non dobbiamo dimenticare. Ci saranno centinaia di comuni, che rischiano di sforare il patto di stabilità perché la Regione Veneto è in ritardo nei pagamenti ai comuni. Voi lo sapete. Sto parlando di una cosa vera e reale. Tosoni, prego. Eravamo da Zaia stamattina apposta per questo tema. È il problema questo. Ma ci tengo a dire che non mi entusiasma andare a vedere uno era ministro, poi dopo... No, ma infatti neanche voglio andare indietro. Perché anche Renzi ha detto la stessa cosa a Maroni. Tu eri ministro, adesso sei presidente della regione, è giusto che ognuno nel suo ruolo faccia l'interesse dell'ente che rappresenta. Per quanto riguarda i pagamenti di Regione Veneto, non è che non paga perché ha promesso soldi che non ha, lo stesso problema che hanno i comuni, per il patto di stabilità non può elargire i pagamenti. Quindi stiamo predisponendo come ANCI insieme alla Regione Veneto una richiesta in finanziaria perché se Regione Veneto non può pagare, perlomeno l'equivalente della cifra venga riconosciuto ai comuni come esigibile. Anticipati in parte, no? In parte sono stati già anticipati. In alcuni casi anticipi, in altri casi lasci da pagare. Perché come noi comuni non riusciamo a pagare le imprese, tante volte sono i nostri artigiani, ci diamo da fare per farli lavorare, poi a maggio gli diciamo ti paghiamo a gennaio. E lì c'è il meccanismo, anticipo di fattura, però devono accollarsi loro gli interessi, sicché tanti non lo fanno.
Per la regione dovrebbe essere la stessa cosa, ai comuni questi soldi vanno, non riesco a darglieli, però non conteggiarli nel patto di stabilità. Tanti interventi la regione non li sta facendo per il patto di stabilità, non perché non li vuole fare, gli interventi per il dissesto idrogeologico. Tanti cantieri sono pronti a partire, ma non possono partire i lavori perché c'è il patto di stabilità che impedisce. Ci sono state delle deroghe nazionali, credo, ma devono esserci per forza. È assurdo che ci sia bloccato un lavoro che va a mettere in sicurezza paesi, se dopo succede come a Massa. E chi ci va di mezzo? Il sindaco. Sindaco. Una battuta, poi andiamo in pubblicità. Una battuta veloce per far capire ai cittadini di cosa parliamo di patto di stabilità. Patto di stabilità significa che se un comune fa un'opera pubblica e quest'opera pubblica è finanziata, faccio un esempio, 1 milione di euro, 600.000 euro dalla regione e 400.000 dal comune, il comune paga i suoi 400.000 euro. I 600.000 della regione che ha regolarmente autorizzato come contributo, l'opera pubblica viene fatta e la regione ci dice intanto pagateli e dopo noi ve li daremo. Allora noi comuni li paghiamo. Perché? Perché se no l'impresa fallisce, perché non può rimanere fuori con 600.000 euro. Allora, nel mio comune abbiamo pagato quasi 1 milione di euro a imprese che hanno finito i lavori in gennaio-febbraio 2014. Questo 1 milione di euro che la regione mi deve dare, la regione non me lo dà, non perché non ce l'ha, ma perché a sua volta splafonerebbe col patto di stabilità regionale. Ora, cosa succede? Cosa succede? Che se non ce li dà, io splafonerò di 1 milione di euro, non sarà così per Monselice, ma splafonerò, mettiamo che io splafonassi per 1 milione di euro per questo motivo. Il governo centrale non gliene frega niente che io ho pagato le imprese di soldi che avanzo della regione. Il prossimo anno mi taglia i trasferimenti del comune della stessa cifra, cioè mi dà 1 milione di euro in meno al comune di Monselice come trasferimenti. Oltre a ridurre l'indennità di sindaco, di assessori, del ragioniere capo e via discorrendo. Però becchi e bastonati, cioè noi paghiamo l'impresa per non farla fallire, i soldi li avanziamo dalla regione e il governo dice mi dispiace, non me ne frega niente, non solo, ti do anche 1 milione in meno il prossimo anno. La regione a sua volta si trova nella stessa situazione però, perché se la regione splafona di 100 milioni il patto di stabilità, il governo centrale gli dice no, ti do 100 milioni in meno il prossimo anno. E il problema è che i 100 milioni che la regione dovrebbe dare ai nostri 200-300 comuni, sono 600 i comuni a dire il vero, ma mettiamo che siano 300 comuni che avanzano soldi, è possibile che ce ne saranno di 300, 150 che splafoneranno il patto di stabilità, che avranno questo danno enorme come comuni e come regione. Per la prima volta il governo aiuta in questo comunque. Non lo so se aiuterà il governo. Adesso voglio sentire. Vediamo se aiuta il governo. Esatto, adesso do la parola anche alla consigliera perché effettivamente poi non te no. Andiamo rapidissimi in pubblicità, pochi secondi e poi vediamo cosa hanno da aggiungere.